Il Maccabeo, cui suoi compagni, sotto guida dal Signore, a tornare allora a chiappare il tempio e la città, a sdrumare gli altari fatti su dei foresti in tes placis e anche i lux sieras, a smondeare il tempio e a fare in su un altro altare e rivassa il fuoco con gli slusini des pieris, a offrire in sacrifici dopo 2 anni. Approntare in l'altar dai incensi, gli lampadis e i pans des ufierte. Fat chest, si buttare in genoglon e a preare il Signor di non faio più plombà in chest disgracis, ma se mai avessi tornato a pecchià, di essi correggius di lui con remissione, e non abbandonaste tes mans di un popolo di barbars e di blestemadors. Te di che il tempio era stato profanato dai foresti, da che stesse di ur capità di smondealo, ai 25 di quel stesso mese ven a stai di Casleu. Con gionde a passare in voddis come te fieste d'estendis, visansi che poco prima avevi passato la fiesta d'estendis, dispierdus su pesmons e teilandris, usance li bestis salvadis. Parchel, tenint in man bastons furnis di elare, ramis di vert e palmis, i davin su chiantis, a di quel che aveva fatto riessi ben la purificazione dal suo tempio. Poi dopo, a destinare in contan di Befel e di Avot, che tutto il popolo dei Giudeos al riguardas ogni anno che dis con tune fieste. Lis robis in merito alla fin di Antioch, che dicevi in Epifane, e son là discussi. Come investit o contarin des robis succedudis sot di Antioch e Eupator, fidi che l'om senza religione, strucant li disgracis più grandis peadis allis sos gueris. Lui, dunque, arrivato a avere ream, al nomenasso restant des quistions politicis un cert Lisie, prim comandant de Celesirie e de Fenice. In Efies Tolomeo, che diceva in Macron, aveva scominciato a praticare nei confronti dei Giudeos la giustizia in riparazione delle ingiustizie fatte contro di loro e aveva cercato di comedare a buinis le loro questioni. Ma essendo stato incolpato per questo dagli amici da proof di Eupator e sentinsi in ogni occasione acclamato traditore per aver abbandonato Cipro, che aveva dato in consegna Filometor, e pariesi passato de bande di Antioco Epifane, non arrivando più a tener con onore che in cariche, si ciole la vita col velen. Gordie, diventato comandante tiere, all'intropave foresti a paiamento e asticciava la guerra contro dai Giudeos. Insieme con lui anche i Dumeos che paronaven li fortecis più importantis, a combattevi contro dai Giudeos e regonant duc che erin stas per asfur di Gerusalemme, a scominciarin a slargiare la guerra. Parché gli oms dal Maccabeo fate une suppliche e domandate a Dio di mettersi de loro bande a plombare in quintri des fortecis dei Dumeos. E tacanlis con snait, a chiappare in quei lux, a fruciare in duc che combattevi sulis muris, a passare in fur per fur, che capitavi sot, e ancopare non mancul di 20.000. Ma non mancul di 9.000 arrivare a schiampare dis dos toresis rinforciadis benon, e furnidis di tut ce che coventaver per tenur teste a di che usidiavin. Allora il Maccabeo, la San Simon e Iosef e anche Zaccheo cui sei oms, a vonde parsidia, si trasferita ai lux che più al coventave. I oms di Simon però, gafas de brame dal guadagno,
si lasciarin comprare coi bes di un pos di che erin testoressis, e tirati sot 70.000 dracmis, han lasciarin schiampare un troppo. Quanche i contarin al Macabeo ce caliere succedut, lui al clamadoglie i sorestans dal popolo e all'incolpa i traditors di ve vendusi fradis pei bes, lasciand libars i lor nemis. E sicché iu fase copà tanche traditors e al chiapà un marilamp lis dos toressis. Stand che culis armis in man dut aliere lat ben, al copates dos fortecis passe 20.000 oms. Timoteo, che fin tremai in che volte aliere stat battut dai giudeos, al tiradoglie un disordin di schiris forestis, all'intropà un evore di chiavai de Asie, e al marcià con fin di metti sot dei pis culis armis la Giudee. I oms dal Macabeo, sentint che si sdogliave, si buttare in la cinise sul chiav, e peasi cilici stor dei ombui per une suppliche a Dio, si buttaren in genoglon da pid dell'altar, e lo prearen di vedul di lor e di fassi nemi dai lor nemis e avversari dai lor avversaris, come che dis la legge. Finì la preiere e chiapparen su lis armis e assaltare in fur de citat per un biel toc. Quanche fuori in d'oglie dai nemis si fermaren. Appena cricade la luz de buinore, si frontaren di tutti dos lis bandis. Di une bande avevin come garanzie di buon esito e di vittorie, in plui dal lor valor la fede tal Signor. Di che altre invesit si lasciavin portare in denant tal lor combattiment de lor asse. Quanche l'avviamente de battaglie arriva al colm, ai nemis ur comparere in tal cil cincoms flandoros, con chiavai culis brenis d'aur e si metterin in teste dei giudeos. A cerclarin il Macabeo, mettinlo fra mies di lor e paranlo con i lor armaduris, a fasevin in mod che nessun non podes colpilo. Quintri dai nemici investit e trevin freccis e folks, e che, confusionasse in ceas, si dispierderin tal più gran disordin. A forin così copas, 20.500 soldats e 600 cavaliers. Parfin Timoteo ascugnilà a parassite fortece che i disi in Geser, ben fornide, la caliere comandant che era. Ma i soldati dal Macabeo assidiarin la fortece con viamente per 4 dis. Intant, i oms che erin dentri, fidansi te sicurezze dal luc, e blestemacciavin di fa drecciai chiavei, e adisevin fur per aulatis propi di sceleras. Sul crichedì de quinte giornade, vinci giovins dal Macabeo, disdegnas par vie des blestemis, id erin l'assalt alle muris con coraggio e con tune forze salvadie affruciavin duce cur capitave sot. Anche altri di lor, plombanti di un'altre bande, urderin fuc all'istoressis e in piassi fux a brusare in vis che i blestemadors. Altri s'inchiamò a buttare in iulis quartis e fatti entrare il res dall'esercit a chiappare in la citat un marilamp. A copare in Timoteo, caliere lata platassit un poc, sofra di Chere e Apolofane. Finidis questis robis, con chiantis e con laus, a benedivin il Signor, che aveva aiutato Israele in che maniere e che urveve dà della vittoria.